Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Targato Sa. Protesta al comune di Battipaglia degli operai della Multiservice che da 3 mesi non percepiscono lo stipendio. Una ventina di operai questa mattina si sono recati a Palazzo di Città per incontrare il commissario prefettizio Iorio e poi si sono spostati alla sede della società municipalizzata Alba. Il palazzo comunale è presidiato dalla polizia municipale. In protesta anche le famiglie sgomberate lo scorso mese di ottobre dagli alloggi di via Manfredi e che temporaneamente erano ospitate allo stadio Passena ed in una palestra comunale. Ieri sono state sfrattate ed ora sono nuovamente senza tetto. Rapina a mano armata ieri pomeriggio presso la Banca Popolare di Novara in via San Leonardo a Salerno. 2 rapinatori col volto coperto hanno bloccato l'agente, lo hanno colpito alla testa e lo hanno disarmato. Poi, sotto la minaccia dell'arma, lo hanno costretto a farli entrare nella banca dove in pochi secondi hanno preso tutto il denaro contante disponibile e sono fuggiti via. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Salerno e di volontari dell'Umanitas che hanno provveduto a soccorrere e a trasportare in ospedale la guardia giurata ferita. Sull'episodio indagano i carabinieri. Ho avviato una diffida al direttore sanitario del nostro distretto. Si è inaugurato un poliambulatorio solo sulla carta. Sono stati trasferiti i servizi sociosanitari da una struttura funzionante ad un luogo senza il minimo necessario. È quanto denuncia il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe. A partire dalla linea telefonica continua alla connessione di rete informatica, in questi giorni solo disservizi e disagi agli utenti, anche per un semplice esonero ticket, senza contare della mancata informazione ai cittadini sul trasferimento della guardia medica. Mi scuso, continua il primo cittadino, per il disagio causato alla cittadinanza. Ho attivato una convocazione straordinaria urgente con la direzione sanitaria e con tutti gli operatori del presidio di Bellizzi per ripristinare immediatamente tutti i servizi. E partirà il 1° luglio la linea marittima che collegherà Agropoli ed Amalfi nell'ambito del progetto Uniamo le Costiere, frutto dell'accordo tra il comune di Agropoli e Travelmar Trasporti Marittimi Veloci. Il collegamento sarà operativo tutti i giorni nei mesi di luglio ed agosto. La partenza da Agropoli alle ore 8:30 con arrivo ad Amalfi alle ore 10, ritorno alle 17 e arrivo ad Agropoli per le 18:30. Previste coincidenze con Capri, Positano e Sorrento e la possibilità di escursioni alle spiagge alla Grotta dello Smeraldo o di raggiungere in pullman Ravello. Sarà utilizzata una nuova nave di 19 metri con una capacità di trasporto di 150 passeggeri con il varo in programma nei prossimi giorni. E torna nei giorni 13 e 14 giugno a Battipaglia la rassegna culturale Equilibri, la 2 giorni organizzata dall'associazione Out e da Legambiente Battipaglia, dedicata all'impegno attraverso la scrittura, all'arte e la musica. Ospiti dell'edizione di quest'anno, ospite Corrado De Rosa, giovane scrittore impegnato contro la camorra, che venerdì sera presenterà il suo ultimo lavoro, La mente nera, che partendo dalla fosca figura di Aldo Semerari analizza connivenze tra apparati dello Stato, massoneria e crimine organizzato. Ma la rassegna di quest'anno sarà aperta da un appuntamento molto importante, molto particolare. Alle ore 11:30 presso il reparto di pediatria dell'ospedale di Battipaglia sarà infatti inaugurata una libreria per i piccoli pazienti del reparto donata da Legambiente nell'ambito del progetto Libri in Soccorso e frutto di una raccolta di volumi tra i cittadini di Battipaglia. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione e appuntamento alle prossime edizioni.